buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Mafia e politica, sospesi dalle cariche il sindaco e il vicepresidente del Consiglio Comunale di Ramacca, coinvolti nell'operazione Mercurio dei Ros. Il deputato regionale Giuseppe Castiglione, inchiodato dalle intercettazioni e arrestato, lascia la commissione antimafia e il gruppo dei popolari e autonomisti all'ARS. Arsenico nell'acqua nella frazione di Contesse a Messina, nella zona interessata dai lavori del raddoppio ferroviario. Preoccupati i residenti, per l'azienda invece nessun pericolo. Il caso arriva in aula al comune. Da oggi al via le richieste per il reddito di povertà dalla regione siciliana, 30 milioni di euro per le famiglie in difficoltà. Bolletta d'acqua da 28.000 euro, un'anziana di Modica sotto shock e non sarebbe un caso isolato. A Catania pioggia di avvisi di pagamento della Tari, molti hanno già pagato ma dall'amministrazione non ricevono chiarimenti, caos in comune. Ponte sullo Stretto, in primavera l'apertura dei cantieri, lo conferma il vice ministro Rixi a Messina. Ad Agrigento, blitz dei parlamentari di Italia Viva per accendere i riflettori sui ritardi degli eventi di Capitale della Cultura. Calcio al Trapani, il derby, il Messina cade in casa negli ultimi minuti di gara. A Catania invece non si spengono le polemiche dopo il pareggio contro l'Altamura. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con il blitz che ha coinvolto diversi politici, finito in manette Giuseppe Castiglione, deputato regionale del Movimento per l'Autonomia, con l'accusa di voto di scambio. Adesso parla il presidente della commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, dice non resterà appunto in questa commissione. Il servizio di Marco Gulla. Per noi è un motivo di imbarazzo, ma non abbiamo avuto alcun dubbio immediatamente di determinare le condizioni, perché al di là della sua volontà, ho saputo che ha intenzione di dimettersi dalle commissioni, ma già la commissione ha avviato le procedure per la decadenza da componente della commissione. Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale antimafia, commenta così l'arresto di Giuseppe Castiglione, deputato dell'MPA e componente della commissione, arrestato dai carabinieri del ROS ieri a Catania per voto di scambio nell'ambito dell'operazione Mercurio. Questa mattina la seduta della commissione antimafia si è svolta nella sede regionale dell'Ordine dei giornalisti a Palermo, alla presenza dei componenti della commissione, di numerosi giornalisti e del presidente dell'Ordine dei giornalisti Sicilia, Roberto Gueli. Una seduta programmata da tempo, ma a fare ancora rumore è ovviamente il blitz di ieri nella città etnea. Resta un fatto che in Sicilia purtroppo continua a svolgersi un'attività in cui la politica incrocia la criminalità nei territori. Una mafia che cerca anche i rapporti con la politica per arrivare ai suoi obiettivi. Quello che è drammatico, che Cosa Nostra attraverso i suoi referenti territoriali, fatta anche di gente abbastanza modesta, anche dei balordi di quartiere, ha sempre avuto l'interesse a costruire un sistema di relazioni, perché la difesa tra la criminalità e la mafia è proprio la capacità di intessere relazioni. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, intanto ha sospeso dalla carica il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, il vicepresidente del Consiglio Comunale del medesimo ente, Salvatore Fornaro, e il consigliere comunale di Mister Bianco, Matteo Marchese, tutti e tre ieri finiti in manette. Sequestro di armi e droga nell'Ennese, le piazze di spaccio gestite da un 72enne vicino al narcotraffico internazionale, 6 gli arresti. Corriere della droga fermato invece a Catania con 5 kg di cocaina nascosti in macchina, nel servizio di Giusy Lazzara. Armi e droga. Le piazze di spaccio nella provincia di Enna avevano il loro centro ad Agira. Qui, a capo un 72enne pregiudicato, secondo gli inquirenti referente di spicco nel settore del narcotraffico internazionale. Era lui che dettava le strategie e impartiva ordine ai pusher sguinzagliati nelle piazze di Assoro, Regalbuto, Nicosia, Leonforte e altri piccoli centri. 6 gli arresti nell'operazione Idra della polizia di Enna, Catania e Agrigento. L'attività di spaccio era articolata a continui summit per decidere le quantità di droga e coordinare la rete di spacciatori. Dalle indagini è emerso che l'uomo era coadiuvato da altre 3 persone di Agira e che aveva contatti con fornitori di Catania e Agrigento. Sequestrati chili di cocaina, crack, marijuana e armi clandestine.
In un altro intervento della polizia a Catania ha fermato un corriere con 5 kg di droga nascosti nell'auto. Sono stati i falchi nell'attività di contrasto e prevenzione a notare qualcosa di sospetto e dalla perquisizione dell'auto hanno trovato i panetti di cocaina nascosti nel sedile posteriore. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza. 3 antiche opere librarie complete, costituite da 44 volumi dei secoli XVIII e XIX, sono state recuperate dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo. Le opere erano state rubate dalla biblioteca dell'Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi della provincia di Milano. Le indagini sono scattate grazie al monitoraggio delle piattaforme di commercio elettronico. A Messina invece scoppia il caso arsenico. La sostanza trovata nel terreno di Risulta dagli scavi del raddoppio ferroviario che è stato depositato nella zona di Contesse. Protestano i residenti, il Consiglio Comunale adesso in seduta straordinaria ha chiesto chiarezza. Il servizio di Francesco Triolo. Il caso arsenico si sposta a Messina. Dopo le denunce dei sindaci della Riviera Ionica, il materiale di scavo del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiumefreddo è stato spostato in un'area di Contesse, zona sud del capoluogo, ed ecco che sono scoppiate anche qui le polemiche. 20.000 metri quadrati rispetto ad una superficie totale di circa 60.000 sono stati posti sotto sequestro dalla procura a fine gennaio. Il Consorzio non ha dato le giuste informazioni. Quello che ho sempre rimproverato al Consorzio è la mancanza di informazione. Loro erano a conoscenza già da qualche settimana, se non da qualche mese. Perché non dare le informazioni e noi dobbiamo leggere le notizie sugli organi di stampa che parlano di siti sequestrati senza entrare nello specifico? In Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria ed urgente, anche il Consorzio WeBuild Pizzarotti, che ha ammesso come i livelli di arsenico sono tali da non poter più considerare quei materiali di scavo un sottoprodotto da riutilizzare altrove, ma secondo loro non rappresentano una minaccia per la popolazione. Non la pensano così gli abitanti della zona, che nei giorni scorsi hanno avviato una raccolta firme e che si sono presentati in aula. Questa la testimonianza di una residente. Le terre sono scoperte, non sono coperte. Quando piove e queste terre vengono bagnate, l'acqua passa attraverso le canalette di scola e arriva nel mio giardino. Ecco perché adesso capisco le piante che mi stanno morendo. Uno. Secondo, la biancheria distesa, tutte le polveri vanno sulla biancheria, noi siamo soggetti allergici. Possiamo stare tranquilli? Qua il Consorzio non ci ha dato dei chiarimenti, ha detto che non c'è pericolo, ma 100% di arsenico non c'è pericolo nella respirazione. Il rilevamento sui livelli di arsenico spetta all'ARPA, ma intanto in Consiglio Comunale si è parlato di un possibile stop ai lavori, soprattutto perché con l'avvio della trivellazione con la talpa Giampilieri aumenterebbe il materiale di Risulta nell'area e anche il passaggio dei mezzi pesanti, circa 300 al giorno in una zona servita da una piccolissima strada. Da oggi al via in Sicilia il reddito di povertà, aperta la possibilità di fare le domande, requisiti e ISEE. Ecco cosa serve per avere il contributo una tantum dedicato alle famiglie in difficoltà. Il servizio è di Marco Gullà. Ore 12 in punto. Arriva il via per presentare la domanda per il reddito di povertà. La misura voluta dal presidente della regione Renato Schifani con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro. Ci sarà tempo fino al 15 aprile prossimo per presentare la domanda. Tante prenotazioni nei patronati. Saranno giorni di lavoro intensi. In base al punteggio che viene raggiunto da ogni nucleo familiare potrebbero essere riconosciuti o 5.000 euro se viene raggiunto un punteggio superiore a 30 o 3.500 euro se il punteggio è dai 21 ai 30 punti. Sotto i 21 punti viene riconosciuto un contributo di 2.500 euro, una tantum ovviamente. Un sostegno per tutte le famiglie sulla soglia della povertà. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite appunto la piattaforma dedicata. Il nostro sito è stato appena ristrutturato proprio per essere chiaro nella parte che riguarda gli incentivi Sicilia, quindi irfis.incentivisicilia.it. Negli ultimi 2 anni sicuramente l'attività di Irfis può dirsi connotata da questa attenzione al sociale, perché il governo siciliano
ha deciso con la propria politica economica di sostenere l'economia e quindi lo sviluppo dell'economia siciliana anche con un'attenzione particolare alle famiglie bisognose. La selezione avverrà sulla base di criteri economici e sociali, dando priorità ai nuclei familiari con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie monogenitoriali. I beneficiari del reddito di povertà saranno coinvolti anche in attività socialmente utili, compatibilmente con il loro stato psicofisico, in accordo con i comuni di residenza. È partita una campagna di attacchi hacker firmata da un gruppo filorusso. È stato colpito anche il sito del Comune di Catania insieme ad altri della Sicilia. La situazione è quasi tornata alla normalità, ma ancora il sito dell'amministrazione comunale di Catania è sotto attacco. Il servizio di Roberta Lunghi. È avvenuto un errore interno al server. È la schermata che è apparsa da questa mattina alle 6 a chi ha cliccato in rete la pagina del Comune di Catania. La pagina online non è stata l'unica a presentare questo grave disservizio, non frutto di manutenzione ordinaria, ma di un'azione mirata firmata dalla campagna degli hacker filorussi No Name 05716 contro siti italiani, partita 9 giorni fa in risposta al discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia, ritenuto russofobo nella rivendicazione degli hacker. Nel 9° giorno consecutivo di attacchi, i target di oggi sono stati i siti della pubblica amministrazione locale, oltre al Comune di Catania, i siti istituzionali delle province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Enna e quello della Regione Puglia. Il Comune di Catania si è prontamente adoperato per ripristinare tutti i servizi digitali interni per i cittadini in modo da consentire a tutte le direzioni di operare, sebbene la situazione potrà ancora presentare qualche difficoltà. Il sito è ancora sotto attacco da parte appunto di questi hacker, quindi è come se vi fossero numerosissimi accessi e milioni di accessi in contemporanea. Questo è quello che tecnicamente succede in questo momento, quindi non è fruibile ancora al 100%, stiamo provvedendo prontamente, ci stiamo attivando sempre con l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security e anche con la Polizia Postale, sia per individuare chi sono stati appunto gli artefici di questo attacco informatico, ma anche e soprattutto per risolvere il problema definitivamente. Anziani costretti a dormire sui divani di una casa di riposo per mancanza di letti, in ambienti fatiscenti e freddi anche d'inverno. Il titolare della struttura di Catania è stato denunciato dai carabinieri dei NAS anche perché aveva ampliato la capienza della struttura senza alcuna autorizzazione. Adesso ci spostiamo nel Ragusano, bollette per consumo di acqua anomale a Modica. Un'anziana signora che vive da sola si è vista recapitare una bolletta di circa 28.000 euro. Lo shock è stato inevitabile, ma questo sembra non essere un caso isolato. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. Bollette recapitate più volte ma già pagate e ancora reale consumo, errori di lettura o contatori non funzionanti, tutti a chiedersi cosa stia accadendo a Modica dove arrivano bollette per consumo idrico che scottano. Sono molti i cittadini che hanno segnalato le anomalie, ma la vicenda più eclatante riguarda quella di un'anziana novantenne. È arrivata questa bolletta a mia mamma per un importo di 19.200 euro circa. Guardando la bolletta il retro ci accorgiamo che comunque partono dal 2015 al 2021. Dal 2015 al 2020 sono prescritte. Dopo il 2020 la prescrizione scatta ogni 2 anni. Non è arrivata solo questa bolletta di 19.200 euro, ma sono arrivate altre bollette di 2.000, di 3.000, 2.500 per un totale che saranno circa 28.000, 30.000 euro. Una cifra che sembra eccessiva per una donna che vive da sola in un'abitazione di 100 metri quadrati. Da Palazzo di Città il sindaco fa chiarezza. Ritenuta pazza, che direi pazza non è, perché comunque le fatture sono state emesse dopo una regolare lettura dell'utenza. Comunque certamente non lasceremo sola la signora, le verremo incontro. Ahimè ci sono delle criticità dovute a delle bollette che magari sono state già pagate ma sono state rinviate di nuovo agli utenti perché c'è stato un errore nella migrazione dei dati. Nonostante le rassicurazioni del comune, in molti richiedono un intervento delle autorità competenti per verificare l'accaduto e prevenire situazioni simili in futuro.
Dalle bollette dell'acqua alle bollette della spazzatura, caos Tari a Catania tra i contribuenti esasperati per avvisi di pagamento cosiddetti a strascico. In molti hanno già pagato, per tutti però il consiglio è di conservare sempre le bollette. È andato in comune Tonino De Mana. Si scrive Tari, si legge caos, ed oltre ad essere un salasso per i contribuenti catanesi, rappresenta un vero e proprio incubo. In una città con la tassa sui rifiuti tra le più alte d'Italia, ma che affoga tra l'immondizia con microdiscariche in centro ed in periferia, suona come una beffa ricevere avvisi di pagamento datati nel tempo, costringendo i cittadini ad un calvario con destinazione finale Palazzo dei Chierici, rigorosamente vietato a taccuini e telecamere. Il clima di tensione è palpabile, anche noi siamo costretti a restare fuori. Poco male, perché basta stazionare davanti al portone per raccogliere le testimonianze dei contribuenti. È arrivata una notifica degli anni 2018-2019 per una sanzione di Tari non pagata. Non è assolutamente vero, perché fortunatamente posso attestare che ho tutti i bollettini pagati per quegli anni. Sono sempre, tra virgolette, rogne. È per fortuna che lei aveva conservato le bollette. Ah certo, i poverini, anzi io faccio un appello, ci vogliono ricevuto, carte parlano. Sono venuto da Varese apposta per spiegare questa pratica della Tari, che mi è arrivata un'ingiunzione. C'è chi viene da Monaco di Baviera e quasi quasi maledice. Chi me l'ha fatto fare? No. Un altro mondo, non possiamo paragonare i servizi che ci sono lì e i servizi che ci sono. Innanzitutto pago io un terzo di quello che pago qua. E i servizi sono fantastici, formidabili. Oltre al danno la beffa, il 16 marzo incombe la scadenza della prima rata, ma gli avvisi cartacei non sono ancora arrivati. Chiarisce tutto l'assessore al bilancio Marletta. Il 16 marzo è un termine ordinatorio non perentorio, cioè non c'è nessuna sanzione se viene pagata dopo. Il catanese che non riceve il bollettino può o attraverso il sito del comune arrivare nella finestra dei tributi, oppure attraverso l'app Catania Semplice e verificare la propria posizione. Il servizio di riscossione Tari è stato affidato dal comune a Municipia SPA. Adesso ci occupiamo del ponte sullo Stretto. L'iter per la costruzione della grande infrastruttura è tracciato, i primi cantieri potrebbero aprire già dalla primavera. Questo almeno è quanto è emerso dall'incontro al quale ha partecipato anche il vice ministro Edoardo Rixi a Messina. Francesco Triolo. Un impatto economico da 23 miliardi di euro per un'opera destinata a cambiare il flusso dei traffici tra l'Africa, il Mediterraneo e l'Europa. Sono i dati che Union Camere e Union Trasport hanno illustrato a Messina alla presenza del vice ministro per le infrastrutture Edoardo Rixi durante il convegno sul ponte sullo Stretto e sui corridoi dell'Unione Europea, in particolare quello scandinavo, che prevede proprio il collegamento stabile sullo Stretto. Un incontro che è servito anche a fare il punto sulla tempistica per l'approvazione del progetto definitivo del ponte al vaglio del CIPES e sull'avvio dei primi cantieri che il ministro Salvini ha annunciato partiranno entro la primavera del 2025. Diciamo che la primavera inizia il 21 di marzo e finisce a giugno, quindi a metà giugno. Noi nelle prossime settimane andremo al CIPES e ci sarà l'autorizzazione finale, quindi poi si potrà iniziare a fare le varie procedure con la cantierizzazione. Per noi è fondamentale iniziare quest'opera il prima possibile, perché è un grande segnale per il Paese, ma direi che è un grande segnale di attenzione per tutto il bacino del Mediterraneo. Presente anche l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha sottolineato alcuni passaggi a cui si dovrà andare incontro nei prossimi mesi e soprattutto che dopo l'approvazione del CIPES non ci sarà un impatto immediato. Insieme a questo verrà dichiarata la pubblica utilità del progetto e quindi la possibilità di iniziare con gradualità gli espropri. Non è che il giorno dopo del CIPES partiremo con tutti gli espropri previsti. Al convegno anche il presidente di RFI, Dario Lobosco. La società del gruppo Ferrovie dello Stato crede fortemente nella valorizzazione dell'area strategica del Sud Europa, ha detto. Per questo ha investito quasi 18 miliardi di euro per le infrastrutture nell'isola. Dopo Catania, tappa ad Agrigento del Tour di Italia Viva finì a Schifani per sollevare le tante problematiche della Sicilia. Riflettori puntati questa volta sui ritardi di Agrigento, capitale italiana della cultura. Il servizio di Davide Sardo. Crisi idrica e Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, sono stati i temi conduttori della seconda tappa siciliana di Finì a Schifani, il tour di Italia Viva organizzato dai parlamentari Davide Faraone e Daphne Musolino per raccontare la Sicilia al tempo di Schifani e costruttivamente proporre anche delle soluzioni ai tanti problemi sollevati.
Ad Agrigento, al Circolo Empedocleo, Davide Faraone, sull'onda del titolo Agrigento da capitale della cultura a barzelletta d'Italia, si è soffermato sulla gestione dell'evento, denunciando un'amministrazione pessima e paventando il rischio di una preziosa occasione mancata. Da quando è stato annunciato che è capitale della cultura si è innescato una catena di disastri che non sono casuali come la mancata pioggia e quindi la siccità, ma sono figlie della cattiva amministrazione, dal governo regionale che si sveglia in prossimità dell'inizio dell'anno, quando è dal 2023 che si sa che Agrigento è capitale della cultura, alla classe dirigente locale, il sindaco e tutti quelli che hanno lottizzato il consiglio di amministrazione in nome della politica. Dello stesso avviso Roberta La, coordinatrice cittadina di Italia Viva, che ha espresso delusione per i ritardi e problemi organizzativi legati all'evento. Sono passati circa 2 anni per non trovarci nessun servizio messo in atto per fare in modo che i turisti vengano e trovano una città ospitale. Finia Schifani recupera l'ancora ad Agrigento e naviga adesso verso altre tappe siciliane. Il partito di Renzi ha scelto la strada del contatto diretto con i territori e le comunità. Oltre 500 tra albi illustrati per la prima infanzia e libri per i ragazzi e adolescenti sono stati donati da Dimitri Tosi, un illusionista catanese, all'ospedale Garibaldi Inesima di Catania per attivare una biblioteca per i piccoli pazienti. I volumi sono frutto di una raccolta solidale effettuata lo scorso Natale. Oggi il mago Dimis, ha detto il primario Giuseppe Ettore, ha portato qui la vera magia. E su questa bella notizia ci fermiamo per una piccola pausa, poi lo sport con le immagini del derby Messina-Trapani e le polemiche in Casa Catania. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport, ancora polemiche in Casa Catania dopo il pareggio contro l'Altamura, fanno rumore le parole e la presa di posizione netta della dirigenza rossazzurra. Il servizio di Tonino De Mano. Un pareggio e 1000 polemiche. L'1-1 di Altamura alimenta tensioni in Casa Catania, che colleziona il secondo pareggio di fila che di fatto rallenta la corsa verso i play-off, a questo punto obiettivo minimo stagionale. È un fiume in piena il vicepresidente Grella che, oltre a prendersela per le sviste arbitrali, punta il dito contro i numerosi infortuni di carattere muscolare, chiedendo spiegazioni al tecnico, ai medici e agli addetti al recupero dei cosiddetti acciaccati. È iniziata una settimana ad alta tensione, con colloqui dentro e fuori dal campo, con il Catania che domenica al Massimino è chiamato ad un'altra prova del 9. Avversario di turno il Foggia, una squadra di blasone che vivacchia tra play-out e play-off. Non sono certe pugliesi a far paura, ma le assenze, che potrebbero essere 11, praticamente una squadra intera con defezioni in tutti i reparti. Alla lunga lista degli infortunati si aggiungerà Stoppa, espulso ad Altamura e quindi sotto squalifica. In questo senso Toscano dovrà lavorare molto ed inventarsi qualcosa, magari attingendo dalla primavera. Successo del Trapani per 1-0 nel derby al Franco Scoglio di Messina contro i giallorossi peloritani, Granata che raggiungono il 7° posto in classifica, mentre il Messina rimane terzultimo. Il servizio di Sergio Colosi. Le attenzioni maggiori erano per Anatriello, il grande ex di giornata, e invece il derby siciliano tra Messina e Trapani è stato risolto sui titoli di coda dall'attaccante Abel Stensrud, norvegese di Oslo, preso dal Top Os, club della Serie B olandese. Torrente, nel finale di una partita bloccata ed equilibrata, ha inserito Daka e Stensrud, che al minuto 42, dopo 2 giri d'orologio dal loro ingresso, diventano i protagonisti inattesi della vittoria Granata. Il primo confeziona l'assist con Averi fuori posizione e il secondo segna dopo un'accesa mischia. Episodio che decide il derby e forse indirizza la stagione delle due squadre. Il Trapani certifica di meritare un posto nei play-off, mentre l'obiettivo dei play-out non sembra facile per il Messina, abbandonato a se stesso dalla proprietà, ma non dai 5.000 tifosi presenti sulle tribune. Primo tempo con poche occasioni, il giallorosso Petrucci salva su tiro di Silvestri, dall'altra parte Garofalo e Luciani provano a sbloccare la gara.
Portieri no, però sia ancora più brutta la ripresa con gli unici tentativi di Silvestri e Costantino, entrambi imprecisi prima del gol di Stenserud. Nel recupero rosso a Krapicas per gioco scorretto e successive proteste al gol giustamente annullato a Desena. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Buon proseguimento di giornata a tutti.